Allora, Oscar Oviedo del Montebello a commentare la partita. Allora, il TN è partito con un certo ritmo, una certa pressione. Vi siete sentiti un po' in difficoltà o mancava qualcosa? Avevate anche un paio di assenze abbastanza importanti, Sì. no? Niente, sì, come dici tu, la prima di campionato veramente siamo partiti in difficoltà già dall'inizio con il ritmo. Penso che non siamo, abbiamo cambiato un po' la difesa, un po' tutto, ma penso che loro hanno trovato subito il gol, quindi hanno aperto la partita, noi non si riusciva a trovare un po' di gioco e quindi complimenti a loro che ci hanno messo in difficoltà e non ci hanno fatto giocare. No, senza dubbio quello. Ho visto che hai fatto un paio di time out molto ravvicinati, cercando di dare uno scossone proprio per vedere se c'era una reazione da parte dei ragazzi. Sì, sì, un po' di reazione e un po' di aria perché avevamo portato dei ragazzi giovani in panchina e niente, poi loro hanno cercato di dare il massimo giustamente, ma sappiamo che la 2 è dura, abbiamo trovato una delle squadre sicuramente più forti in questo momento e niente, sicuramente siamo stati in difficoltà. Certo, però nel commento io ho detto già un paio di volte, non è una squadra da questo risultato in Montebello. Forse una partita sfortunata, una giornata un po' nera, certamente, ma non una squadra da questo risultato. No, non ci sta bene. Io penso che nei prossimi incontri metterai a punto un po' meglio. Sicuramente. Sì. I ragazzi lavorano tanto, dobbiamo ritrovare gli infortunati. Abbiamo dietro una società che non ci fa mancare nulla, la qualità umana del gruppo è impressionante. Poi il livello non è quello che vogliamo perché siamo ancora, come ti ho detto, che non ci troviamo nel momento giusto, però sicuramente si lavora tanto e viene fuori sicuramente qualcosa di diverso. Oggi è stato un colpo durissimo che ci farà ancora crescere di più. Benissimo, in bocca al lupo per le prossime gare allora. Creppi. Grazie Oscar Creppi. e buonasera a tutti voi. Buonasera.